Se è vero che i sogni vengono coltivati per farli diventare una splendida realtà, la realtà di oggi è tale che basta un punto, anzi ne bastano 3 per rendere il tutto un sogno meraviglioso. Amici di Sportisiri, ben trovati da Francesco Camuca allo stadio Ali Cauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana, Don Carlo Misilmeri, turno numero 9 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Di fronte due tra le squadre che meglio si stanno esprimendo in questo primo scorcio di stagione. Da una parte i rossoneri Arberesce di Filippo Chinnici, che in attesa di recuperare la gara di Marineo sono lì in una posizione che vale attualmente la griglia playoff e soprattutto sono ancora imbattuti. Sono invece in uno stato di grazia assoluto gli uomini di Tommaso Napoli biancorossi, che guidano la classifica insieme all'Athletic Club Palermo. Iniziano anche a cullare un sogno meraviglioso, anche se ancora molto presto, mancano ancora 22 partite compresa questa, per capire, per valutare cosa potrà accadere da qui alla fine della stagione, che si sta rivelando più aperta e più equilibrata che mai. Le squadre sono già giunte al centro del campo tra due ali di pubblico molto folto, molto ben nutrito e soprattutto molto ben rappresentato. Entrambe le squadre infatti vantano delle splendide tifoserie. Intanto un po' di pioggia a bagnare questo avvio di partita qui all'Ali Cauli di Piana. Allora andiamo con la lettura delle due formazioni, partendo dai padroni di casa, partendo dal San Giorgio Piana, mentre intanto inizia la partita. Mettetevi comodi, al via San Giorgio Piana. Don Carlo Misilmeri con la palla subito lunga per Lamin Sisei. Lamin Sisei è il portiere del San Giorgio Piana. Linea difensiva composta da Graci col numero 2 che agisce tutto largo a destra. Poi ci sono Tricoli con il numero 3, Chinnici, Giorgio Chinnici col numero 4, Duli col numero 5, Scalisi col numero 6, Alaimo col numero 7, Visconti col numero 8, Balistreri col numero 9, Bona Mason col numero 10, Maltese con il numero 11, Uomo Maltese taglia alle spalle di Cossentino. Vediamo se tiene la palla in campo, non ce la fa, si riparte dal fondo. Formazione della Don Carlo Misilmeri, che si schiera con Di Salvo in porta con il numero 12, poi Capozzucchi col numero 5, Cossentino col numero 21, Muzzo col numero 15, Lavardera col numero 10, Ricciulli col numero 77, Mendola col numero 20, Romano col numero 4, Cerniglia col numero 8, a completare Rudonia col numero 26, Tripoli col numero 22. Si parte con la battuta da parte di Andrea Di Salvo, palla che spiove dove c'è Tripoli che la controlla sulla pressione da parte di Tripoli, poi non riesce alla giocata verso Lavardera. Gerelina fastidiosa in questo avvio di partita. Qui Muzzo fa scorrere bene il pallone, arriva però Bonamaison che anticipa tutti. Bonamaison scodella per Maltese, Maltese a tu per tu con Di Salvo che respinge, la palla diventa ancora buona per l'attacco con Bonamaison che crossa, palla oltre la traversa, ma subito opportunità per il San Giorgio Piana con uno degli ex di questa partita, ovvero sia Totò Maltese, mentre era rimasto a terra Bonamaison. Tanto porto al riparo l'attrezzatura, mentre è a terra Agustin Bonamaison. Il giocatore ex Geraci. Si è rialzato, ma dovrà attendere il suo turno prima di rientrare in campo Bonamaison. L'arbitro fischia la ripresa del gioco. E dunque può riprendere il gioco, si torna 11 contro 11, tutto ok
per Agustin Bonamaison. Qui Ricciulli cerca la giocata, l'anticipo secco da parte di Duli ai danni di Tripoli. Arbitro per ora avvisa un fuorigioco. È fuori gioco! È fuori gioco! E dunque si riparte con una punizione per il San Giorgio Piano, ovviamente nella propria metà campo, visto che si tratta di fuorigioco da parte di Silvio Tripoli. Grande forma per l'attaccante ex Nissa, autore di diversi gol. È mancata la marcatura contro il San Vito. Qui intanto spalla alla porta Maltese, cerca di liberarsi, sempre Maltese, fermato da Mendola. Poi ancora attacco vivo per il San Giorgio, subentra Visconti, fermato, la palla è per Giorgio Chinnici, ed è sempre caldo in questa stagione per uno degli ex della partita proprio l'anno scorso, rimesso dentro proprio da Tommaso Napoli dopo un periodo di inattività. Qui la giocata da parte di Tricoli, poi Graci la rimette, la forza tocca con un braccio Cerniglia, si gioca per il vantaggio. Fermato Visconti, rialimenta l'azione Scalisi, altro ex di turno. Chinnici con il cross, secondo palo, si ostacolano Graci e Balistreri. Era tutto? No, non era tutto buono, fuori gioco presumibilmente della punta riprende il gioco con la palla recuperata e poi si lotta con il fallo laterale per la Don Carlo Misilmeri. Fallo laterale che verrà eseguito da Capozzucchi, impatto importante da parte del giocatore ex Marina di Ragusa. Oh! Qui intanto attenzione alla corsa di Ricciulli, fermato con la palla che esce. Intanto primi cambi di risultato, Folgore Gela 1-0 col gol di Bertoglio. E poi intanto il fallo di Rudonia, punizione. Dicevo, poi Athletic in vantaggio, Athletic e Palermo in vantaggio con il gol di Micoli contro il Castellammare. E in vantaggio anche l'Accademia Trapani contro il Casteldaccia, la rete è di Campanella. Naturalmente vi terremo aggiornati sui risultati. Occhio intanto a Tripoli. Si butta nello spazio Mendola, prova a sterzare Tripoli, viene fermato dall'intervento di Tricoli. Ci saranno tanti giochi di parole su questo duello, non me ne vorrete in caso di lapsus. Romano alza questo pallone più alto che può verso Rudone, in realtà scavalcato facilmente dalla sfera. E palla che si perde oltre la linea laterale. Quanto fallo di Cerniglia. C'è la palla intanto per Maltese. Maltese la gestisce, guadagna un fallo laterale. La rimessa affidata a Chinnici, palla verso l'area, stacca Balistreri.
Visconti calcia al volo, non male come idea, la palla però sorvola la traversa e approva mister Filippo Chinnici. Dal fondo di Salvo, Costantino batte lungo dove c'è Scalisi, Romano duella con Visconti per la palla, c'è la Balistreri, Bonamaison cerca di rompere la linea della Misilmeri, non ci riesce, allora palla lunga per la corsa di Ricciulli, alla meglio, forse anche con un intervento col braccio, sì, il giocatore biancorosso, tocco con il braccio che è stato di Alaimo, e allora punizione. Alaimo che 2 settimane fa su questo campo ha regalato la rete del pareggio ai suoi contro il Casteldaccia al termine di una partita forse la più difficile dall'inizio della stagione per il San Giorgio Piana, che era sotto in casa sua 2-0 nel primo tempo. Poi ben saprete, come avrete visto dalle nostre immagini, la rimonta firmata Chinnici e appunto Alaimo. Occhio alla punizione, la batte Ricciulli, fischia l'arbitro, la palla messa in mezzo, sorvola la traversa, anzi la scheggia e poi termina sul fondo. La battezzata qui forse con un po' troppa leggerezza la Min Sisei, però niente di particolarmente preoccupante per l'estremo difensore ex Geraci e Oratorio Marineo, che è pronto a mettere in gioco il pallone. Dulì, rientro importante quello del centrale che già domenica scorsa al Mario Elardo di Lascari è andato anche vicino al gol nel finale di gara. Battuta in avanti da parte di Scalisi, poi Bonamaison la tiene in campo, serve Giorgio Chinnici contro Ricciulli. Duli rischia di perderla, per poco non la perde, alla fine riesce Tripoli a portargliela via. Rudonia la tiene, un colpo alla testa e il fallo commesso da Giorgio Chinnici. Altra punizione, decisamente più zona tiro questa rispetto alla precedente, mentre vi posso assicurare che è iniziato a piovere al momento esatto in cui le squadre sono scese in campo e per il momento permane la pioggia qui all'Alicauli di Piana degli Albanesi. A un certo punto era uscito anche il sole nei minuti in cui sono arrivato qui al campo sportivo, alla casa del San Giorgio Piana. Tanto occhio a questa punizione, sulla palla c'è Peppe Romano col sinistro, nei paraggi anche Mendola, ma sembra proprio Romano l'incaricato, direttore di gara, che invita i componenti dell'area di rigore a stare calmi. Adesso sembra essere tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Romano sul punto di battuta, fischia l'arbitro, parte Romano sul muro, poi Visconti prova ad uscire, cerca la ripartenza veloce il San Giorgio, Muzzo la rimanda di là, poi Balistreri in acrobazia, serve Bonamaison, palla incontrollabile per i suoi compagni. Ricordiamo che potete seguire in diretta sul canale YouTube di Sportisti TV altre 2 partite del girone A di eccellenza. Si tratta di Super Giovane Castelbuono Lascari Cefalù, il derby delle Madonie, e della gara invece che mette di fronte Oratorio Marineo e Unitas Sciacca, mentre la pioggia dà un po' di tregua. Tripoli, duello aereo con Triccoli, fallo laterale per la Don Carlo con Lavardera che la gioca su Muzzo. Cosentino di Salvo, la calcia lunga, Rudonia al duello con Giorgio Chinnici, poi arriva Scalisi, arriva Muzzo, si lotta, Tricoli la mette in fallo laterale, non felicissimo di questa scelta il suo allenatore.
La rimessa è per Muzzo. Mendola la controlla, poi colpo ai danni di Scalisi. È rimasto a terra l'ex Geraci. Tanto dialogo lontano dalle telecamere tra Muzzo e Napoli. Si riprende con la punizione per il San Giorgio Piana, con la battuta di Capitan Duli. Pallone rilanciato da Ricciulli, poi Mendola, l'anticipo di Duli su Tripoli, Romano, la scodella ancora in avanti, Scalisi che nel frattempo si è ripreso, Balistreri, poi Mendola prima di Scalisi, gioca bene all'indirizzo di Ricciulli che non controlla. Devi stare sotto quando la palla è pieno, sotto! La rimessa di Alaimo, Balistreri la fa scendere, la controlla e la serve a Bonamaison. Poi arriva Cerniglia, arriva soprattutto Capozzucchi che la spazza più lontano che può. Tricoli con calma, adesso Tripoli alle sue calcagna, costretto a spazzarla e rimessa proprio davanti alla panchina del San Giorgio Piana per la Don Carlo Misilmeri, con la Vardera che la vuole mettere dentro. Schema già visto in Coppa contro il San Vito. La Vardera lungo con le mani, colpo di testa di Scalisi, poi lascia scorrere Chinnici verso la Minsi 6 che va subito a rilancio. La ricerca di Maltese che la controlla ma non la tiene in campo. Tanto curva West per il momento silente. Di testa Giorgio Chinnici, poi l'anticipo di Alaimo che forse subisce fallo, poi arriva ancora di testa, stacca per Ricciulli, Cerniglia prolunga, la rovesciata di Visconti in fallo laterale. Tanto sembra che mi abbiano sentito in curva West, stanno iniziando a cantare, sostegno incessante invece dei tifosi ospiti. Con le mani intanto Sebastian Capozzucchi, colpo di testa di Alaimo, poi Balistreri, controllo contro Cerniglia che alla fine ha la meglio, gli porta il pallone, passa in mezzo a due, trattenuto da Alaimo, punizione. Piero! Piero! Balistreri! Piero! Aspetta. Scivola, 8-1. Muzzo, Mendola la corregge verso Tripoli, duello con Duli, ancora Tripoli in mezzo a due, poi Mendola fermato e battaglia vera sul terreno di gioco. Intanto palla di Bonamaison per Maltese, anticipato da Di Salvo, ma qui Bonamaison ha messo una grande verticalizzazione con i tempi giusti. Poi Ricciulli prova a correre contro Chinnici che a velocità non ha niente da invidiare al 77 ospite e la mette via. Capozzucchi, sventagliata di Capozzucchi verso Tripoli, scavalcato dalla palla, arriva Sisei che la prende con le mani. Gioca corto la Minsi 6 verso Giorgio Chinnici. Duli, Chinnici,
verticale a cercare Balistreri, duello con Costantino che ha la meglio, poi Mendola con un'altra spizzata in fuorigioco, Tripoli, arbitro lascia giocare e ora occhio a Tripoli che si è buttato nello spazio, Tripoli, la parata di Sisei, Tripoli Sisei in due tempi, il portiere del San Giorgio. Qui protestano e posso dire che hanno anche ragione in casa San Giorgio, perché la prima posizione di Tripoli era irregolare quando Duli è intervenuto di testa. Non so perché la terna l'abbia interpretata come fuorigioco non attivo, ma intanto occhio all'angolo, la Vardera, dentro Ricciulli di testa, sopra la traversa ancora chance per la Don Carlo, mentre va a parlare il direttore di gara con Filippo Chinnici. Direttore di gara che ricordo essere il signor Matteo Piazza della sezione di Agrigento, assistenti Edoardo Pennisi della sezione di Catania e Gabriel Battista Castelletti della sezione di Caltanissetta. Rilancia Sisei, Balistreri con mestiere, si appoggia da Laimo, scambio con Bonamaison, poi verticale improvvisa verso Maltese che la tiene in campo contro Costantino all'1 contro 1, se la sposta sul destro, ancora Maltese, cerca luce, poi cerca il tacco, bravo Costantino a capirlo, la scorta fuori Giorgio Chinnici perché vuole l'angolo, lo vuole anche Filippo Chinnici e lo ottiene. Tanto scade il 20° alla Licauli, sempre 0-0. Tanta intensità fin dalle prime battute dalla bandierina. Va Giorgio Chinnici che ha già chiamato lo schema, effettua uscire col sinistro pallone nel mucchio, bravissimo qui Mendola ad anticipare tutti di testa, vediamo se riparte da Don Carlo con Romano che la sventaglia subito lunga, bravo anche Scalisi qui a non farla scendere troppo, poi sbaglia per il tocco, allora attenzione a Romano, vicino da la Vardera va a puntare, poi d'esterno sbaglia il tocco, sbaglia anche Alaimo, alla fine corregge tutto Scalisi. C'è un buco enorme a centrocampo, Balistreri qui sgomita su Capozzucchi, fallo. C'è la battuta della punizione, Capozzucchi che si è ripreso l'anticipo facile su Rudonia, poi Cerniglia va a lottare, la tocca forse anche con un braccio, si gioca Scalisi, Visconti, apertura panoramica a destra dove corre Graci, lo anticipa secco la Vardera che la fa scorrere oltre la linea laterale per una linea di fondo, scusate, quindi rinvio. Torna a imperversare la pioggia, va smesso per qualche minuto, pioggia un po' più leggera rispetto a quella del primo quarto d'ora di gioco. Costantino batte lungo, cerca Ricciulli, trova la testa di Alaimo, poi Cerniglia prova a tenerla in campo, scontro con Visconti, rimane a terra il capitano della Don Carlo, poi Visconti, palla per Balistreri, scodella all'indirizzo di Bonamaison, duello tra numeri 10 vinto per il momento dalla Vardera che guadagna un altro fallo laterale. Tanto si rialza e torna in campo Cerniglia, sollecitato tra l'altro da Alberto Costantino. Rimessa per Muzzo, prolunga Mendola,
di testa Scalisi dall'altra parte, poi Cosentino controlla e calcia. Rudonia di testa, aggredito da Tricoli, poi alza il campanile Chinnici, prova a riprenderselo, va a vuoto insieme a Mendola, poi di testa Scalisi in fallo laterale. Dialogo anche abbastanza scherzoso tra i due allenatori, c'è un buon rapporto. Qui Muzzo, lungo, cerca Tripoli, la palla però prende velocità, Tripoli prova ad arrivare, Duli però gli taglia la strada. Vi ho lasciato in real audio con Filippo Chinnici, sempre particolare, pittoresco quasi, ma con grande carica, con grande fame. Qui va giù Bonamaison, fermato da Muzzo senza fallo. Tripoli, alto basso poi di Mendola che non trova compagni, trova invece lo stinco di Agustin Bonamaison che subisce il fallo. Punizione San Giorgio nel corso del 25esimo minuto. La battuta lunga, in realtà un cambio di gioco da Scalisi a Chinnici, poi coinvolto anche Duli che deve giocarla ad esterno. Di testa Ricciulli, di testa poi anche Scalisi, poi Muzzo, stacca imperioso, subentra Visconti ma anche Rudonia. Cerniglia, pressato, c'è il fallo di Scalisi. Cosentino, Romano, ancora Cosentino, Muzzo, Mendola può andare, alza la testa, palla poi in avanti con il velo di Tripoli che non trova Rudonia. Visconti controlla a seguire, palla giocata in verticale, preso in controtempo Palistreri, prova a correre Maltese ma c'è netto anticipo Muzzo, palla lunga verso Ricciulli, stacco di testa. Poi la palla che scorre, Chinnici col piede debole, la deve lanciare, lo fa bene. Balistreri, poi l'anticipo di Cosentino, Mendola, fermato dall'intervento di Scalisi, prova a ripartire, cerca lo strappo, adesso il San Giorgio. Maltese, corre, scarico su Scalisi, parte il suo cross di testa, Bonamaison, la parata di Di Salvo. Posizione qua, posizione Scalisi, vai a tu. Romano scambia con Cosentino, Romano poi va alla battuta lunga, prova a sfruttare il campo molto viscido, Ricciulli allora con la sua velocità contro Alaimo, prova a saltarlo Ricciulli, palla messa in mezzo, il tocco a metter fuori da parte di Chinnici ad evitare guai. Maltese col velo, Balistreri, dialogano le due punte del San Giorgio, poi Maltese torna dal numero 9 che la gioca dove c'è però Mendola, arriva però Bonamaison, anticipato da Cosentino. Attacco vivo per il San Giorgio. Scalisi, Chinnici, Scalisi verticalizza, lo fa male. Scalisi che sta assumendo un ruolo non facile oggi, chiaramente è lui anche in termini di ruolo oltre che nominali il sostituto di Andres Cantus, che ricordo è out per squalifica, rosso per lui a Lascari. Fuori anche Ciccio Corso che però a breve, tra qualche giorno, potrebbe tornare a disposizione di Chinnici. Qui intanto di testa Duli, poi rischia qualcosa il San Giorgio, Ricciulli prova a portarsela avanti, Duli rovescia, Scalisi rovescia di colpetto, poi
Cossentino, fallo di Balistreri, si fanno male entrambi, giallo per Piero Balistreri. Si rialza pian piano Alberto Cossentino. Entrambi, tra l'altro, hanno condiviso non solo la militanza nel 22-23 a Misilmeri, ma anche il settore giovanile del Palermo. Punizione Don Carlo dunque con Romano. Palla in verticale rasoterra per Lavardera che va a puntare Scalisi che si è staccato dalla cabina di regia. Lavardera converge, gli fa il movimento Mendola per portare via l'uomo. Alla fine il fallo lo spende proprio l'uomo di Mendola, ovvero Bisconti. E allora punizione per la Don Carlo quasi allo scadere della mezz'ora del primo tempo. La punizione per la Don Carlo Misilmeri, sulla palla c'è Lavardera, fischia l'arbitro, Lavardera cerca il secondo palo, Sisei senza problemi, prova a rimetterla veloce ma corrono altrettanto veloci i giocatori ospiti, dunque scade la mezz'ora del primo tempo, la partita gradevole fin qui, non c'è una vera supremazia. Muzzo di testa, poi l'alza Scalisi ancora dove c'è il numero 15 sul quale anticipa Bonamaison, poi Muzzo con una spintarella di mestiere recupera palla, Romano alza il pallone dove c'è Rudonia, Rudonia la protegge, almeno ci prova contro Graci, colpo di testa ancora Rudonia, serie di tocchi, spazza Graci, Visconti, Chinnici, lancia lungo, palla che prende velocità, sta facendo fatica a trovare fluidità di manovra in questa fase il San Giorgio. Mendola. Cambia gioco Mendola, prova ad andare da Ricciulli, colpo di testa e poi Alaimo che è costretto a metterla in fallo laterale. Romano. Subito a scodellare verso Tripoli che difende il pallone, alla fine si inserisce Mendola, anticipato in maniera eccellente da Graci, ma è calcio d'angolo, è il primo per la Don Carlo Misilmeri che pareggia anche questo dato. La bandierina va a Romano, effetto a rientrare col mancino. Pallone scodellato, secondo palo, arriva Tripoli che non riesce a dare forza e allora la blocca Sisei. Tanto l'arbitro fischia. L'arbitro ha fischiato, ha fermato il gioco. Si ripartirà con una punizione per il San Giorgio Piana. La battuta di Lamin Sisei, di testa Romano, poi Lavardera la mette giù, da esterno, cercato Mendola che spizza dove c'è Tripoli, arriva Graci in anticipo, Lavardera anticipata a sua volta da Bisconti, è verticale, colpo di testa di Cossentino, era bella questa palla per Maltese, rovescia Cerniglia, poi Tripoli allo scontro con Bisconti, punizione per il San Giorgio, contro il San Giorgio.
Cambiano altri risultati e in vantaggio nel derby delle Madonie la Supergiovane Castelbuono contro il Lascari Cefalù, il gol di Cabrera. Ricordo che potete vedere questa partita, così come quella che state guardando, ovvero sia San Giorgio Piana Don Carlo Misilmeri, in diretta sul canale YouTube Sportisili TV. Stesso discorso per la sfida tra Oratorio Marineo e Unitas Sciacca, attualmente ferma sullo 0-0, così come quella della Licauli. Punizione di Cossentino troppo lunga per Ricciolli. Già battuto il rinvio con Giorgio Chinnici che prende campo. Visconti si è abbassato Bonamaison, Visconti va per la verticale, interviene Muzzo agevolando l'intervento di Andrea Di Salvo. Tanto per entrambe le squadre lo 0-0 è stato l'ultimo risultato in gare ufficiali, ricordo quello del San Giorgio Piana sul campo dell'Ascari Cefalù in campionato e quello in Coppa Italia nell'andata dei quarti di finale contro il San Vito Lo Capo. Ricordo gara di ritorno che si giocherà tra 10 giorni, il 20 di novembre al comunale di San Vito Lo Capo. Colpo di testa di Scalisi sulla rimessa, poi Bonamaison appoggia a Balistreri, non riesce il tocco di ritorno. Mendola fermato da Scalisi, uno dei migliori fin qui della partita. Ancora Scalisi, fallo di mano di Maltese secondo l'arbitro. Oh, è giustissimo. Oh, però quando fai era uguale, È giustissimo il fallo. È giustissimo il fallo. Giorgio, ne usciamo in italiano. Cosentino per Romano, che viene molto basso a prendersi la palla. L'appoggia a Muzzo. Sbaglia il rilancio verso Fortuna, c'è Lavardera. Tripoli, la spizza, Rudonia viene incontro. Rudonia cerca l'appoggio per Mendola, in qualche modo arriva. Mendola sul fondo, cross deviato, calcio d'angolo. Il numero 2 per la Don Carlo Misilmeri. Dalla bandierina questa volta va Ivan Lavardera, sempre con l'effetto a rientrare. Pallone in mezzo, Sisei anticipato anche da Visconti. Arriva sul rimbalzo Romano che la gira subito dove c'è il portiere, il quale va in uscita. Buona su Muzzo. Il direttore di gara che fischia fallo, a mio parere eccessivo come fischio. Problema per la Min 6. Piede destro. Richiamato lo staff medico del San Giorgio. Può riprendere il gioco a Piana degli Albanesi, sempre 0-0, poco più di 7 minuti all'eventuale segnalazione del recupero. Maltese prova a calciare, esce Muzzo col fianco a metterla in fallo laterale. Entra.
Balistreri scambia con Chinnici, poi la palla diventa buona per Alaimo, il quale cerca la sponda all'indietro. Ricciulli la mette in calcio d'angolo. Dunque torna pari il conto dei corner, 2 a testa. A conferma, ulteriore dato che va a supporto di quella che è una partita molto molto equilibrata fin qui. Alla battuta Giorgio Chinnici, non potrebbe essere altrimenti. Chiama lo schema l'ex Catania. Pallone sul primo palo, la spizzata di Maltese che attraversa tutta l'area e termina in fallo laterale. Con le mani Lavardera qui ha rischiato il più classico dei gol dell'ex, anche se forse era più una sponda che un tentativo di correggere in porta da parte di Toto Maltese. Intanto fallo su Mendola, punizione Don Carlo Misilmeri. Romano cerca di cambiare gioco verso Ricciulli, l'anticipo del sempre attento Alaimo. E poi il tacco di Visconti che guadagna un fallo laterale con questa giocata. Con le mani Giorgio Chinnici, Balistreri col petto, anticipo di Romano, poi Cerniglia alza la rovesciata, Rudonia prolunga verso Lavardera, di testa attento Graci, Muzzo, Mendola prolunga, arriva a supporto Tricoli per Lavardera, in qualche modo prova a lottare, alla meglio Tricoli che può uscire palla al piede, Balistreri, controllo orientato, poi scarico su Visconti. Visconti è da solo, può gestirla, ma la gestisce male. E allora Lavardera con l'esterno a far correre Rudonia. Esce e non esce Lamin, che alla fine se la prende. E qui Lamin un po' indeciso, ma alla fine la decisione l'ha presa, è stata la migliore, perché Rudonia si stava involando verso la porta. Romano, ancora con la girata dalle parti di Ricciulli, ancora Alaimo con l'intervento, un po' maldestro. La blocca, chiaramente non è un retropassaggio. Sisei. Dulì, ultimi 4 più eventuale recupero nel primo tempo. Tricoli alza la testa e lancia sempre verso Balistreri, sponda perfetta per Bonamason che non arriva. Poi arriva Graci, fermato sempre da Muzzo. Allora Lavardera può spingere perché manca il quinto da questa parte. Nessun problema perché c'è Scalisi che sta facendo una partita colossale e si guadagna anche la punizione. Che partita che sta facendo Mattia Scalisi in questo primo tempo. Visconti si affida al suo compagno col numero 6. Chinnici rischia qualcosa, alla fine il rimpallo lo favorisce, poi Visconti inseguito da Romano, prova a passare Visconti anche con una mano allargata, l'arbitro lascia giocare, si ferma Visconti. A terra Peppe Romano. Si è rialzato adesso il playmaker con Cosentino che lo deve calmare. Intanto pareggia il Casteldaccia in quel di Trapani, 1-1, gol di Sferruzza, cognome che qui da queste parti ancora provoca non belle reazioni. Tanto palla restituita al San Giorgio Piana. Battuta lunga di testa Balistreri, altro colpo preso da Romano e questa volta attutisce. Di testa Muzzo, sforbicia Cosentino, forse in fuorigioco Tripoli, sì. Punizione a 2 dallo scadere dei 45 per il San Giorgio Piano.
colpo di testa di Costantino, di Balistrelli allontanato da Costantino. Scalisi protegge contro Rudoni e allarga dalle parti di Gracci, ma il campo è finito. Rimessa per la Vardera. Rudonia prolunga dove c'è Tripoli è in vantaggio, però prova a proteggerla quanto può, poi si gira, Tripoli recupera, c'è un contatto falloso e punizione Don Carlo all'alba dell'ultimo minuto del primo tempo. Tanto il direttore di gara che vuole vederci chiaro in area di rigore, soliti contatti. Duli, Rudoni in particolare. Ora si può giocare alla punizione per la Vardera. 3 minuti di recupero a partire probabilmente dalla ripresa del gioco. C'è la punizione per Ivan Lavardera, fischia l'arbitro. La battuta questa volta troppo corta, la meglio la difesa del San Giorgio che può ripartire. Maltese sporca il pallone Lavardera. E serve Di Salvo, scattano dunque i 3 minuti di recupero. Di Salvo con la saggia idea di controllare prima di lanciare sul pallone campo viscido. Duli deviato da Mendola, sarà fallo laterale per il San Giorgio Piana che dunque inizia il recupero in attacco. Buona Maison, Maltese prova ad andare sul fondo e a crossare, respinge Muzzo, angolo San Giorgio. La bandierina credo che vada Chinnici, no, va Buona Maison. Maltese! E dunque Buona Maison dalla bandierina, terzo corner per il San Giorgio Piana. La battuta sul primo palo, in qualche modo il controllo. E ancora Buona Maison che non è rientrato dal fuorigioco. Ingenuità del San Giorgio Piana in questo caso. Riesce a battere la punizione Di Salvo, cerca Rudonia che in qualche modo la tocca, occhio a Ricciulli che si è inserito, ma c'è Chinnici che scorta l'uscita di Lamin Sisei. Rinvio del portiere del San Giorgio Piana, colpo di testa di Muzzo, poi arriva Cerniglia, Carpione il pallone, inseguito da Maltese, resiste, poi calcia. Visconti prima di Rudonia. Ancora Visconti, scarico su Giorgio Chinnici. Tricoli. Gracci. Intanto l'arbitro ha fischiato una punizione in favore del San Giorgio Piana. Lo vuole mettere in mezzo questa palla il San Giorgio, quindi con Chinnici. Ancora una volta il direttore di gara che vuole tenere d'occhio le trattenute. Ora si può giocare con Chinnici che prende la rincorsa. Batte il numero 4, pallone per il Maltese, lo schema era proprio per lui, va giù Maltese, calcio di rigore, il fallo di Muzzo su Maltese e allora si andrà dal dischetto. Proteste
inizialmente vibranti, poi un po' più controllate da parte della Don Carlo. Il contatto tra Muzzo e Maltese era lo schema di questa punizione per coinvolgere proprio Totò Maltese, che alla fine ha guadagnato penso il massimo da questa circostanza, ovvero sia il tiro dagli 11 metri che lui stesso andrà ad eseguire. Siamo agli sgoccioli letteralmente di questo primo tempo. Maltese contro Di Salvo. La concentrazione di Maltese, la concentrazione di Di Salvo, il fischio, la rincorsa di Maltese che calcia col destro! Spiazzato! Di Salvo cambia il parziale all'Ali Cauli proprio alla fine del primo tempo. Passa il San Giorgio Piana. Il gol di Totò Maltese, che dunque torna a segnare in campionato, ed è un gol pesantissimo perché arriva nel momento più bello e più brutto, ovvero la fine del primo tempo. E adesso vedremo questo intervallo quanto sarà importante, quanto sarà pesante da una parte e dall'altra. Riprende il gioco, l'arbitro lo fa riprendere solo per poi emettere il segnale di fine primo tempo. E 1-0 per il San Giorgio Piana contro la Don Carlo Misilmeri. Sta decidendo il calcio di rigore battuto al quarto minuto di recupero da Salvatore Maltese, il gol dell'ex, il più classico dei gol dell'ex, mentre intanto c'erano delle proteste anche abbastanza vibranti adesso, con anche un chiarimento tra Mister Napoli e Mister Leone, l'assistente di Chinnici. Comunque le squadre vanno negli spogliatoi e restiamo naturalmente collegati dallo stadio Ali Cauli mentre proseguono le proteste. Sembra essersi placata la situazione. In ogni caso noi ci riposiamo per qualche minuto, naturalmente sempre con l'occhio anche sugli altri campi dell'Eccellenza Girone A. Gustatevi la nostra clip di metà partita e poi torniamo qui. La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare, e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo. Veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo.
Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo, a prescindere dal modo di partenza, non cambiano. Quindi devo dire, bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza, in casa nostra. L'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta, ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino. Speriamo non sia nulla di grave, perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori. Ma se il risultato è questo, che chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere, ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita. Poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, dopo non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi cioè non abbiamo mai rischiato. Poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi, ripeto, sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte, sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure, e appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se, perché dalla mia panchina, se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno. Però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro, dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico, con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle, insieme al Gela, Atletico Palermo, lo stesso Sciacca, una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo.
sta aiutando. Vito! Siamo pronti per raccontare la ripresa qui dall'Ali Cauli. Ripresa che inizia in questo istante. Dunque ci siamo per l'inizio di questo secondo tempo. Vediamo un po'. Nessun cambio, quindi in attesa di capire come si evolve questa azione andiamo con le formazioni per questo inizio di ripresa. Nel cross di Balistreri interviene Capozzucchi, colpo di testa da parte di Gracci, quello di Cerniglia, Mendola, tocco largo per Ricciulli che prova a correre, prende il tempo ad Alaimo, non all'ottimo Giorgio Chinnici. Dunque formazioni con la Don Carlo che gioca con il San Giorgio Piana. Andiamo brevemente con la squadra di casa. San Giorgio Piana che schiera in porta la Misi 6, linea a 3 con Tricoli sul centro-destra, Duli centrale, braccetto di sinistra e Giorgio Chinnici. Gli esterni sono Gracci a destra e Alaimo a sinistra. Davanti la difesa agisce Visconti con Scalisi, poi un po' più avanti Bonamaison, di punta giocano Maltese e Balistreri. Dall'altra parte il 3-5-2 di Tommaso Napoli per il suo Don Carlo Misilmeri, con in porta Di Salvo, difesa con Capozzucchi braccetto di destra, Muzzo a sinistra, il centrale è Costantino, esterni a destra Ricciulli, a sinistra Lavardera, mezziali Cerniglia e Mendola, playmaker Romano, di punta Rudonia e Maltese. Che arriva dopo il fallo laterale, Bonamaison prova ad avanzare, Bonamaison, il tocco per Maltese in area, Maltese l'ha fatto ancora, è il 2-0 del San Giorgio Piana. La legge dell'ex vale doppio stavolta, 2-0 all'Ali Cauli. Due volte Totò Maltese, sempre al minuto 48, prima del primo, poi del secondo tempo. 1-2 che rischia di complicare pesantemente i piani della capolista, con un 1-2 che fa volare il San Giorgio Piana. Riprende il gioco e riprende con il punteggio che vede il San Giorgio Piana avanti per 2-0, con il gol ancora di Maltese, colui che aveva steso sempre con una doppietta anche il Gela, colui il quale aveva sbloccato la partita contro l'altra big di questo campionato, ossia l'Atletic e la Coppa Italia, ma Conquista! sempre lui, sempre pronto a far male alle grandi di questo campionato, ma il San Giorgio ha già dimostrato di esserlo altrettanto. Duli via, la mette su Bonamaison, poi Muzzo, pallone in avanti, lo mette fuori Scalisi, lo tiene in campo Bonamaison che però non riesce a gestire il pallone. Occhio qui a questa giocata alla mano della Don Carlo, deve metterla in fallo laterale Di Salvo. Adesso è un momento difficile per la squadra di Napoli, che sicuramente non si aspettava di dover fronteggiare il gol del 2-0 dopo aver lasciato il campo circa un quarto d'ora fa, beccando il gol dell'1-0. Qui non gestiscono bene il pallone Visconti e Chinnici, rimessa Don Carlo. Romano subito aggredito, è costretto a giocarla col destro, per la spazza Scalisi dalle parti di Balistreri, che prova a gestire il pallone, lo anticipa Costantino che la mette a sua volta in fallo laterale.
rimessa proprio per Giorgio Chinnici. Spazza Capozzucchi, poi col petto la gioca Bonamaison, conclusione di Alaimo sopra la traversa, il tentativo ottimo comunque di Alaimo. Mendola subito pressato, guardate che aggressione da parte della squadra di casa che conquista un altro pallone nella metà campo avversaria. Balistreri evita la scivolata di Muzzo, va a calciare Balistreri, non ci va lontanissimo ma ancora un'occasione e poi arringa la folla Pietro Balistreri. Costantino per Cerniglia, anche lui subito pressato, perde palla, poi la ritrova con un guizzo. Muzzo, Mendola in qualche modo verso Tripoli che non riesce a controllarla. Adesso la confusione in questo momento è totale in casa Don Carlo, ma ripeto, è una confusione generata, causata dal ritmo infernale che sta imponendo il San Giorgio. Adesso col pallone vedremo quando avrà il pallone la squadra di Filippo Chinnici, se gestirà o se manterrà questo ritmo. Intanto contatto non falloso con Tripoli, adesso sì, mentre Mendola si stava lanciando verso la porta. Qui naturalmente le tempistiche fanno alzare i toni delle proteste. Credo che lì è questione veramente di attimi, di istanti prima del fischio. Resta alto l'incitamento della curva West, resta alto anche l'incitamento dei tifosi della Don Carlo. Questa bella sfida anche tra tifosi. Tanto c'è di nuovo la punizione perché ha alzato il gomito Maltese. Quindi si batterà qualche metro più avanti questo piazzato. Sempre per Romano, con l'arbitro che guarda l'area. Intanto Romano la calcia bassa sul primo palo, sì, sei, la fa sua. Tanto Sferruzza, sempre lui, a proposito di doppietta, ne realizza un'altra, quella che vale il sorpasso del Casteldaccio sull'Accademia. Solo uomo! Molto importante in chiave salvezza. Ricciulli, qui intanto cade Rudonia, fallo di Visconti che vale giallo. Giallo per Visconti. Pioggia che sembra tornare a dare una piccola tregua, piove molto più leggermente, ma comunque fastidiosa. Punizione per la Don Carlo con Romano sul punto di battuta, cerca il centro dell'area di rigore di testa Costantino, facile per Sisei. Può rinviare la Sisei. Colpo di testa almeno a prolungare la parte di Bonamaison, poi la Pardela per Romano. Cerniglia
cerca largo Ricciulli che prova a puntare. Ricciulli cerca di partire ma non ci riesce, allora Cerniglia sterza su Scalisi, tocco centrale per Mendola, ai 20 metri Mendola, conclusione che si perde fuori. Non uscire forte, vai a duello. Riprende il gioco con il rinvio di Sisei. Battuta lunga, cercato Balistreri, stacca Capozzucchi insieme a lui e gliela prende di testa. Mendola, Lavardera riesce a tenerla in campo, però a cercare Tripoli, trova Tricoli. Testa poi Gracci, Romano prova a staccare ancora da Tripoli, gira sulla Lavardera, controlla a seguire, interviene ancora Gracci, poi Balistreri su Bonamaison che prova a crearsi lo spazio, non lo fa perché Romano è bravo a fermarlo, poi giocata con l'intervento, ancora serie di contatti. L'arbitro ha fischiato contro Cerniglia, non a favore di Romano. Altra situazione che fa protestare la Don Carlo. Inverte i quinti di centrocampo Napoli, porta la Lavardera a destra e Ricciulli a sinistra. Bonamaison, la gioca larga, arriva Alaimo che corre, Alaimo fermato da Lavardera, calcio d'angolo. Sta riscaldando. Acqua viva! Questo lato. Ma questo lato ti devi riscaldare. Angolo per il San Giorgio Piana, c'è Giorgio Chinnici come sempre sul pallone, palla sul primo palo, interviene di testa Mendola, poi Lavardera la prolunga fuori, Bonamaison per Chinnici che la mette giù, controllo orientato e cross, primo palo, anticipo di Costantino su Balistreri, palla che rimane lì, Bonamaison porta a spasso il pallone, Ricciulli lo ferma, arriva poi Gracci che commette l'errore, rimedia Alaimo battendo la palla nel parcheggio della Licaudi. Occhio Claudio! Mendola, Romano apre, non c'è Capozzucchi, Cerniglia attende il movimento sulla destra di Lavardera, prima giocata da esterno destro della sua partita, è un buon cross, Tripoli e segna Silvio Tripoli, accorcia le distanze, la Don Carlo non poteva che essere lui a segnare, ma arriva subito la buona giocata di Lavardera e alla Licauli adesso 2-1. Adesso mezz'ora circa più recupero, tutta da gustare, che la Don Carlo ha saputo attutire il colpo. Adesso ha segnato con Tripoli, segno quelli che per il momento sono i due bomber principi delle rispettive squadre, Totò Maltese e Silvio Tripoli. Tra l'altro i due si sono alternati alla guida dell'attacco della Don Carlo Misilmeri. Intanto ancora Visconti che sta anche rischiando, perché ricordo è stato ammonito in avvio di secondo tempo, piccolo conciliabolo dalle parti di Tripoli che viene allontanato da Cerniglia, poi il signor Piazza vuole parlare con lui, vuole parlare con Scalisi.
può riprendere col fallo laterale per il San Giorgio Piana. Mezz'ora più recupero alla fine. È cambiato ancora il punteggio, 2 volte è cambiato in questo secondo tempo, ma sono sempre avanti gli uomini di Chinnici, che adesso guadagnano un'altra rimessa con Scalisi. E qui finta di battere, alla fine lascia a Graci. Buona Maison. Poi sbaglia Graci, Romano la lancia lunga dove c'è Tripoli che prova a correre alle spalle dei difensori di casa. Duli allontana, poi la Vardera in qualche modo di testa apparecchia per Cerniglia. Alaimo chiude, per rimpallo favorisce Duli, rimessa con Carlo. Capozzucchi per Cosentino, ancora Sebastian Capozzucchi. Cosentino, Muzzo, Romano, Cerniglia ha affrontato da Visconti, fallo. Cosentino gioca su Muzzo, adesso cerca di cavalcare l'onda buona la squadra di Napoli, però occhio alle ripartenze che spesso sono state mortifere da parte del San Giorgio Piana in questa stagione. Tripoli lotta, poi Cerniglia col gioco pericoloso, giallo. E qui Visconti prova a farsi giustizia da solo. Ripeto quanto detto prima, rischia perché è già ammonito. Chiamato l'intervento dalla panchina, soccorrere Scalisi. È rialzato Scalisi. Si chiariscono a distanza Visconti e Cerniglia. Visconti che non ha reagito bene, ma ci può stare all'entrata di Cerniglia di prima. Maltese, colpo di testa di Capozzucchi, poi allontana al piede Cosentino. Chinnici palleggia su Rudonia, ancora Giorgio Chinnici in bello stile, cerca di liberarsi. Tricoli, palla troppo lunga, e Di Salvo che la vuole giocare subito perché visto che si è mosso in profondità la Vardera, la palla è per lui, non riesce a intervenire Chinnici, allora la Vardera la può mettere giù. La Vardera sempre, poi tocco per Capozzucchi. La Vardera gira attorno a Visconti, poi palla per Cerniglia, controllo non perfetto, in qualche modo buona Maison in 2 tempi. Muzzo al duello con Balistreri, con un braccio poi involontario ma comunque fattuale l'intervento del difensore argentino. E punizione per il San Giorgio. Alla battuta ancora Chinnici, pallone scotellato verso l'area, colpo di testa di Cerniglia, non esce Di Salvo, di testa Cosentino, poi Romano, la spinta di Duli, punizione.
Capozzucchi su Rudonia che riesce a prolungare, arriva a Tripoli come un treno, su di lui Duli col tacco Tripoli, Duli lo ferma, Balistreri vola, poi Puzzo, colpo di testa da parte di Chinnici, poi Cerniglia alza questa palla, doveva essere fiondata, invece è diventata quasi un campanile. Romano, Muzzo, velo di Mendola, non ci sono compagni, Duli in qualche modo la spazza, ha chiamato il pallone Lamin, non lo ha sentito il suo capitano. Muzzo, poi Bonamaison dove c'è Mendola che la lascia per Romano, pallone lungo, la fa scendere qui in maniera un po' pericolosa Alaimo che alla fine la gira più avanti che può. Capozzucchi, controllo difficoltoso, bella giocata su Maltese, qui poi fallo di Rudonia, punizione. Tanto crampi per Duli. Dai che si stanno cagando addosso, dai! Per dissetarsi le due squadre, di acqua sicuramente in corpo non gliene manca. Intanto non arrivano ancora i primi finali, andate a aggiornare anche sul sito, sui nostri canali social su risultati finali e classifiche di D, di eccellenza, di promozione, ma anche di B e di C. Duli per la punizione dopo il fallo di Rudonia, cioè un paio di minuti fa. Di testa Balistreri, allontana Cosentino, Visconti, poi in qualche modo Bonamaison riesce a scodellarla larga su Graci che la fa scendere, perde forse un attimo per crossare, alla fine mette una bella palla, Bonamaison, l'anticipo su Maltese, ancora Bonamaison, Balistreri sulla schiena di un difensore, credo di Cosentino, ma qui altra palla, gol importante per il San Giorgio che non guadagna niente da questo cross sporco di Maltese. Di Salvo l'ha già rimessa in gioco, si va da Lavardera, anticipato da Alaimo che colpisce però dove c'è il numero 10, non lo vuole far uscire in fallo laterale. Rudonia, triangolo che si chiude, ancora Lavardera, limite conclusione, C6, senza farla rimbalzare. Non smette un secondo di più. Rossi! Aspetta me! Finita a Castelvetrano intanto tra Folgore e Gela 1-1, mentre l'Oratorio Marineo è in vantaggio sull'Unitas Sciacca per 1-0. Mendola, Ricciulli, ancora Ricciulli che prova ad andare questa volta sulla sinistra, viene fermato, un fallo laterale mentre a terra Alaimo. Sono scontrati in maniera fortuita con Lavardera che adesso va a battere il fallo laterale. Rimessa con Lavardera che la va ad eseguire, stacca Mendola,
Capozzucchi col tacco ha cercato l'assist, la palla allontanata alla difesa del San Giorgio, e in anticipo Muzzo su Maltese, non vuole rischiare, la mette in fallo laterale, allora riguadagna metri la squadra di casa. 20 più recupera alla fine, 2-1 alla Licauli. Un po' calata di intensità, ma ci sta. È andato giallo per perdita di tempo per Gracci. Riprende col fallo laterale battuto proprio dal numero 2. Balistreri, Maltese prova a liberarsi, alla fine Ricciulli anticipa ancora Balistreri, rischia qualcosa ma alla fine pulisce il pallone per Capozzucchi. Lavardera contro Alaimo, decide di lanciarla, Rudone non può andare alla sponda perché il pallone lo scavalca. Gracci la caccia più lontano che può, dove c'è Balistreri che può prendere posizione contro Cosentino, la palla scavalca entrambi, poi di testa Maltese. Buona Maison, allarga per Balistreri, posizione insolita per lui, decide di metterla dentro subito, Cosentino male nel rinvio, e allora Visconti, controllo, finta di calciare, cerca il contatto con Romano, lo trova, punizione. La barriera, tira prolunga. La punizione allora per il San Giorgio, c'è Visconti che conta i passi, fa la battuta con il destro, sorvola la traversa. Di Salvo, Rudone vorrà prendere posizione per bravo Tricoli. Visconti controlla Maltese, fermato a Capozzucchi, vediamo se spinge la ripartenza il difensore Cruso, ancora da Visconti, rimessa San Giorgio e c'è il cambio È nostra, per la è nostra. Don Carlo. No, si sta pigliando, cioè, oh. Non posso parlare. Esce Tripoli, entra Pellegrino. Messa per Chinnici, Maltese, Visconti, Sisei, batte lungo il portiere del San Giorgio Piana. Balistreri, duello ormai fisico prolungato con Cosentino, poi Pellegrino, prima palla della sua partita e subito un sombrero su Maltese, sventagliata, Ricciulli prolunga, poi Visconti, Balistreri vince il duello, Muzzo, palla per Ricciulli, poi Cerniglia, tocco per Mendola che prova a far proseguire su Pellegrino, non ce la fa, contatto, Mendola Scalisi, punizione. Giorgio! Duri! Oh! Signore! Oh! Battuta lunga, Balistreri, palla che scorre, Di Salvo con l'uscita. Voleva battere subito Di Salvo, adesso Cosentino gli dà indicazione di battere più lungo che può. Più alta che lunga questa battuta.
a vuoto tutti, poi Rudonia per prendere posizione ci riesce, Ricciulli palleggia, palla verticale sbagliata. Fai mettere l'acqua a mezzala, passiamo a 3. A 3, a mezzala, Adi. 5, 3, 2. Scalisi play. Sì. Andrà a battere dal fondo Sisei. Sempre a cercare Balistreri, questa volta la meglio su Capozzucchi. La mezzala opposta. Sarà rimessa per la Don Carlo. 14 più recupero alla Passa fine. una punta, apposta. Capozzucchi cerca Rudonia, non lo trova, poi colpo di testa di Scalisi, tanto si intensifica se possibile la pioggia. Scalisi, Accorciato. Capozzucchi la protegge, vuole il fallo laterale. Signore, cambio. Torres. Pronto il Cianci Torres, ma alla prossima interruzione. Signore, cambio. Torres. Come gioca? Oh. Signore, c'è il cambio. Adesso il cambio. Esce Balistreri, entra Torres. Allora entra il 20, esce il 9. Compagni, la battuta di Alaimo, cerca buona Maison per la palla allontanata, Rudonia, Romano, poi allontanata da Graci, Mendola, direttamente in fallo laterale. C'è, gioca! Di testa Romano, altro fallo laterale, 12 più recupero alla fine. Battuta lunga, poi l'anticipo di Maltese, arriva Costantino che calcia lontano, di tacco addirittura. La giocata di Scalisi. Chinnici fermato il suo passaggio, l'attenzione a Cerniglia che può spingere, c'è Ricciulli che era partito, adesso si ferma, Cerniglia prova ad affrontare Chinnici, lo evita ancora Cerniglia, altro dribbling, sempre Cerniglia, appoggia Romano, se la sistema Romano, appoggia a Costantino, attacco avvolgente adesso della Don Carlo con tutti gli effettivi di movimento nella metà campo avversaria. Pellegrino, controllo non perfetto, la tiene in campo, occhio perché è rimasto a terra. Vedi che si è fatto! Pellegrino entrato nel secondo tempo, ricorda al posto di Tripoli, richiamato veloce, staff. viste! Pellegrino. Qui il controllo che non era stato dei migliori, poi la palla ha cercato di tenere il pallone in campo, forse una distorsione, speriamo ovviamente nulla di grave per Riccardo Pellegrino. Chiesto il cambio, chiedono il cambio dal
dalla zona dell'infortunio, è pronto Adelfio, vedremo se prenderà il posto, se entrerà al posto di, sicuramente al posto di Pellegrino, quindi torna. Potrebbe tornare sull'esterno Ricciulli. Mani in faccia per Riccardo Pellegrino, lo vedo da qui. Un peccato naturalmente per il giocatore. Maltese! 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 Totò! Maltese! Totò! Dai, oh, mi raccomando, oh, dai, cazzo, dai, cazzo. Con il cambio dentro Adelfio, naturalmente l'attenzione, l'apprensione. Claudio, che c'è, Claudio? Ah? Per le condizioni di Pellegrino. Intanto siamo a 8 minuti e mezzo dalla fine. Carlo che restituisce palla. Stoppa la Lame! Amico, la dovevi stoppare! Capozzucchi. Cermiglia, duello con Bonamaison. Poi Adelfio, prima pallelosa partita, prova subito a mettersi in ritmo il 9. Lavardera, verticale per Rudonia. Vediamo il duello con Duli. Alla meglio il capitano del San Giorgio, che poi prova a resistere, perde il pallone, lo ritrova ancora Duli. Non rischiamo! La gioca indietro su Chinnici, che la calcia involontariamente addosso a Rudonia. Guadagna comunque la palla alla Misisi. Lancia Sisei. Torres non arriva, la meglio Costantino, poi Cerniglia. Scalisi, Cerniglia, tutto che per l'arbitro, Capozzucchi allontana in qualche modo. Romano. Visconti sulla testa di Mendola, forse con un braccio, punizione Don Carlo. Qui battuta pessima di Romano. Grazie all'arbitro, ma perché a suo avviso non ha mantenuto la distanza minima. E Cianci Torres. Capozzucchi. Cerniglia, Capozzucchi. Cerca subito Rudonia che vuole controllare il pallone, gli corre alle spalle Adelfio. Rudonia la tiene, si defila, propone il cross, secondo palo lungo per tutti. Ricciulli non la tiene, anzi Ricciulli la tiene. 1 contro 1, Ricciulli contro Graci, Ricciulli converge, mette in mezzo, allontana qui Tricoli, poi spazza Graci e occhio alla ripartenza. Torres, l'intervento di Capozzucchi è falloso ed è meritevole di giallo secondo l'arbitro. Avanti la me! Si riprende dopo l'ammonizione a Sebastian Capozzucchi, punizione San Giorgio, battuta male. E allora di salvo per Capozzucchi, 5,5 più recupero. Romano, Costantino, la porta sola Don Carlo con i suoi difensori, adesso Muzzo. Mendola, prova a prendere il centro, tocca a Romano. Costantino
Cosentino per Capozzucchi, varca lentamente la metà campo alla squadra di Napoli, che naturalmente non vuole fare le cose con frenesia. Mancano 5 minuti più recupero ancora. Mendola, palla in verticale per Ricciulli che scappa dalle spalle, Ricciulli segna ma è fuori gioco e allora ha annullato il gol del 2-2. Le proteste, i gesti da parte di Tommaso Napoli per il gol annullato. Avevo già visto con la coda dell'occhio lo sbandieramento da parte del direttore di gara. Episodio da Maviola dunque, quando mancano 4 minuti più recupero alla fine qui alla Licauli, finale caldo tra San Giorgio Piana e Don Carlo Misilmeri. Di testa Cosentino, poi Mendola anticipato da Visconti, attenzione all'entrata, sono rimasti a terra entrambi. Intanto direttore di gara che estrae un rosso. Vediamo per chi. Per Giampaolo Lobue, per l'allenatore in seconda della Don Carlo. Qui Cerniglia a confronto col signor Piazza. E c'è una rimessa. 42, diamo! 2 minuti e 45 più recupero alla fine. Merito a queste due squadre che hanno sfoderato una partita bellissima, una gran bella cornice di pubblico nonostante le intemperie, nonostante la pioggia battente veramente per 2 ore e anche prima, tra l'altro, che la pioggia è iniziata già ieri, già stamattina, anche a Piana. Ludonia, male di testa, poi calcia lontano Tripoli di testa. Cosentino, poi Capozzucchi la accomoda per il suo esperto centrale. Stacca Duli. L'arbitro ferma il gioco, colpo alla testa, bisogna fermarlo il gioco. Testa entra qualcuno. Ragazzi, se avete chiesto una cosa, una testata, dovete entrare senza nessuno. Entra veloce, non c'è bisogno. E testa e testa. Ha chiamato, Vai, ha cazzo! chiamato. Non porco, vai! Ho paura non attacco. Non porco, testa e testa, devo andare veloce. Ho paura non attacco. Finisce 0-0 a San Vito, Castelbuono 2-0 sull'Ascari, 2-0 del Marineo. Mancano i finali da Trapani e da Terrasini. Ancora c'è, dai, oh! Visconti! Falla cortesia che si A te sei, a posto di Cristian per ora a posto di Siamo a 35 secondi dal 90esimo, vedremo anche quale sarà la segnalazione del recupero. Può rientrare Duli, ha già fatto un Picenni l'arbitro. Di testa Cosentino, poi Cerniglia. Allontana Scalisi. Puzzo. Visconti, Cerniglia.
la fiondata. Rudonia non riesce a prenderla, prova ad arrivare ad Elfio che arriva, poi cerca la giocata, viene fermato, l'ultimo tocco, forse era un difensore del San Giorgio, e guadagna anche fallo con Alaimo. 7 minuti di recupero. 7 minuti. Oh, siete, raga, siete, dai! Oh, siete voi! Giotto, siete, dai, dai! Flavio, siete, dai! Battuta di Sisei, iniziati 7 di recupero. Torres prova a difenderla, palleggia, la palla rimane in campo, anzi no. Romano. Rischiosa ma efficace questa giocata su Muzzo. La può portare su Muzzo. Ricciulli. Spinge, prova a prendere il centro, viene fermato. Qui brutta scelta da parte di Ricciulli. E Visconti dialoga con Scalisi. Palla in verticale per Torres, posizione regolarissima dell'attaccante che va a calciare. Qui la sfrutta male. E il Cianci. Cosentino la porta su. Ci crede la Don Carlo. Poco più di 5 minuti. Capozzucchi, battuta verso Adelfio che in qualche modo la tocca, non si aspettava l'intervento da parte di Scalisi. Fallo laterale San Giorgio. Santi, Adelfio! Chiedi dov'è? Chiedi dov'è? La battuta di Chinnici, colpo di testa di Cerniglia. Poi altro colpo di testa, Alaimo smodella questa palla buona Mason. Romano palleggia, prova ad arrivare la Vardera, non c'è stato nessun tocco, la rimessa sarà del San Giorgio Piana. Buona Mason, riesce a girarla ma c'è un solo maglia biancorosse, quella di Romano in primis. Muzzo la può spingere, lo affianca, lo accompagna Ricciulli. Tocco per quest'ultimo, Ricciulli prova a puntare, Ricciulli, palla per i due centrali, buona Mason che poi va a lanciare dove c'è il Cianci, colpo di testa di Cosentino. Romano anticipato da Maltese, prova a tenerla Maltese e ce la fa. Maltese fermato da Romano, rimessa a San Giorgio. Signore, alla prossima campo! È già pronto! Finisce 2-0 Marino Sciacca, finisce 2-0 super giovane Lascari, tutto pronto per l'ingresso di Acquaviva nel San Giorgio. Crampi per Maltese, il direttore di gara che dice tranquilli che recupero tutto. Il cambio, esce Maltese ed esce Acquaviva. Uno del match, Salvatore Maltese. Con le mani Capozzucchi verso Muzzo che non la controlla perché è arrivato prima Torres, destro di Torres sul fondo. Ma cosa aveva combinato Capozzucchi? Batte lungo Romano, troppo lungo per tutti, allora Lamin Sisei. Si vuole sedere per favore. Sì, si deve sedere. In panchina deve stare seduto. Minchia, vada a fare seduto. Sisei la mette a terra, va per lanciare.
dove c'è Torres. Di testa di Capozzucchi, poi Romano lo può portare su, ultimi 2 minuti alla Licauli, probabilmente un prolungamento visto il cambio di Maltese d'Acquaviva di prima. Muzzo, Cerniglia, Capozzucchi, subito la Vardera, subito Cerniglia, prova a prendere velocità il capitano che sfreccia, lo mette giù Giorgio Chinnici, punizione e giallo. 96esimo in corso. Si scalpita su entrambe le panchine. Passeggia nervosamente Tommaso Napoli, che non ci sta a perdere. L'ultima sconfitta arrivata 2 mesi fa a Marineo, altra trasferta. Risolta in quel caso da Luac Casabala, questa volta sta decidendo la doppietta di Totò Maltese. Un gol per tempo alla fine del primo e all'inizio del secondo. C'è una gran folla nell'area del San Giorgio. Direttore di gara che vuole tranquillizzare gli animi, vuole placare gli animi, è già pronto Romano a battere. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Romano che mette al centro, colpo di testa a mettere fuori. Sulla palla arriva per primo la Vardera, è scivolato Graci, cross di la Vardera, deviato, calcio d'angolo. E allora si rimane di qua e allora forse si chiude qui la partita con questo corner. Di Salvo non ci pensa nemmeno a salire. 96-40. Direttore di gara che vuole vederci chiaro su qualche trattenuta, sono tutti in area tranne Di Salvo, tranne Romano e tranne la Vardera che andrà a battere il corner. Tanto traffico. Fischia l'arbitro, Romano, palla dentro, smanaccia Sisei. Romano forse la mette col destro, non ha tempo per riflettere, mette questo campanile, Sisei non la tiene, Cosentino, palla che rimane lì e poi spazzata, ma l'arbitro fischia fuori gioco. Iniziano gli abbracci sulla panchina del San Giorgio, potrebbe essere la seconda vittoria contro una big in questa stagione. Un mese fa il Gela, oggi forse la Don Carlo Misilmeri. 53. La battuta di Sisei, palla che varca la metà campo, Capozzucchi la fa uscire oltre la linea laterale ma non c'è più tempo. Il San Giorgio Piana batte un'altra big, un mese dopo il Gela, tocca alla Don Carlo Misilmeri e 2-1 all'Ali Cauli. Partita pazzesca ad alta intensità, due squadre che ci hanno regalato un grande spettacolo sotto la pioggia. Alla fine la legge di Maltese, dopo il Gela anche il Misilmeri steso dal numero 11 e questa volta vale doppio perché è una doppietta dell'ex. Applausi per entrambe le squadre, si ferma dopo 2 mesi, la Don Carlo Misilmeri torna a vincere dopo 2 pareggi consecutivi il San Giorgio Piana. Io siccome sono sotto il diluvio da 2 ore interrompo qui la diretta, grazie per averci seguito, ribadisco il punteggio finale: San Giorgio Piana 2, Don Carlo Misilmeri 1, dall'Ali Cauli di Pianei Albanese è tutto.